Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica Che Barba, è il 23 di maggio, una giornata che non può partire che da un ricordo, il ricordo di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, degli uomini della scorta saltati in aria all'Isola delle Femmine sull'autostrada Palermo-Capaci, a Capaci. Benissimo, la Repubblica le ricorderà all'interno, ma andiamo avanti. Non siamo qui per commemorare, anche perché l'oblio si sta impadronendo dalla coscienza civile e immagino che non ci saranno grandi commemorazioni, quindi la baniamo, ci predisponiamoci, andiamo avanti. E ci dimenticheremo anche della reclusione, quindi di pari passo le puntate di Domenica Che Barba avranno sempre meno centralità, no, nella vostra vita. Intanto facciamoci il pre-barba e chiaramente dal proraso verde, perché non cambiano le tonalità, l'uso è continuo e progressivo di questo vasetto. E il prossimo cambieremo nuance, quindi magari l'armadio chiuso non sarà più una nuance di armadio chiuso, ma di qualcos'altro, di qualche agave costiera, non so, la versione bianca o quella rossa, il burro di karité, sarà quel che sarà, ma non pensiamo, finché c'è Proraso c'è speranza, e quindi ancora oggi dall'armadio chiuso, perché no, a 29 anni, possono uscire gli scheletri del maxi processo che aveva portato 480 ergastoli, insomma, e che la Repubblica oggi ricorda 2 pagine, quindi non tutti i quotidiani aprono con il ricordo di Falcone e Borsellino, perché la memoria storica non è parte del nostro paese, anzi soprattutto le memorie quelle scomode, perché Falcone e Borsellino sono stati uccisi perché erano scomodi, erano contro il sistema ovviamente, ma come si può pensare altro? Difficilmente si fa il magistrato in area ad altissimo rischio e si riesce a sopravvivere al proprio lavoro se non si è dei puri. Ecco, se si è dei puri si muore, e quindi questo è, nonostante tutto e nonostante le tante parole spese, la dura e cruda verità. Il cielo su Cecina è azzurro, leggermente striato, ieri non era bello, ma comunque sia, sono sempre giornate in queste zone regalano buone emozioni. Gente in fila la sera ieri per riempire il cestello di 6 bottiglie di vino sfuso direttamente dama da 5 litri o bag in box, perché qua il vino è molto molto consumato, mentre la preparazione della rasatura che oggi faremo con qualcosa di italiano, perché è sempre l'Italia lo scenario. Io raramente mi occupo di politica internazionale, mi piace, ma potrebbe essere noiosa. E quindi cos'è un proraso? Eccolo, ribaltiamo, eccolo qua, crema da barba, tutte le barbe, protettivo e idratante con aloe e vitamina E, un ottimo squeeze. Sono cambiate le confezioni, adesso come ricorderete la rossa proraso, quella all'olio di sandalo e burro di karité color sangue di bue, sangue di piccione Burma. Ve lo ricordate quello che vendeva gli anelli falsi con i diamanti, che era stato poi intervistato e aveva lanciato la valigia nello studio di Rai 3? Ecco, sangue di piccione Burma, vendeva dei diamanti finti, eccolo qua. Questo è il nuovo, questo rappresenta il nuovo e questo rappresenta il vecchio. Quale preferiti? A me la striscia piaceva moltissimo perché ricordava le cravatte regimental fabbricate da Marinella a Napoli, e saluto Carlo perché ogni volta che penso a Napoli penso a lui, io ti penso sempre Napoli. Benissimo, con cosa ci radiamo? Abbiamo detto con un ferro estremamente semplice, un Edwin Jagger che lo faccio vedere prima dell'uso, così non è impestato di schiuma, insomma, e questo è un grande classico, un grande liscio, riporta già alcuni segni di abrasione, perché tenendolo in una, non esposto in una vetrina, ma dentro un cestino dove contengo altri rasoi, battendo insieme i manici si possono leggermente graffiare, quindi parliamo comunque mettendo a fuoco la zigrinatura di un ottimo rasoio per tutti i giorni, con un'esposizione per tutti, no? Giorno, notte, mattino, pomeriggio, sera. Vi potete radere anche in macchina mentre guidate, magari fermandovi, e le lame saranno delle Bolzano Super Inox, quindi dedichiamo, io adoro questa lama e dedicheremo, faccio che aprirla così mi porto avanti, mentre il proraso diffonde nell'aria anche la figura di Giuseppe Ayala, no? Esce dall'armadio, no? Sopravvissuto, Giuseppe Ayala. Queste sono le buste delle Bolzano coi puntin de cola, chi gattacà con la cola. Samuele, tu che vivi nel Veneto profondo nord-est,
ti saluto Fulvio, saluto Davide, saluto Giuseppe Miele, che non saluto mai. Giuseppe, scusami. E ovviamente tu e Vincenzo Pitrelli siete grandi master, no? E chiaramente il Monco. E quindi un saluto per te Giuseppe, e molto bene la difesa di Elizabeth Occhi sul sito Gentleman Style, ma non andiamo a fare della politica trasversale e mostriamo questa lama che naturalmente monteremo già a questo punto, mentre sembra che facciamo un po' il contrario, no? Anziché cominciare a montare e farvi vedere la lama, cominciamo a far vedere la lama al rasoio e poi ci mettiamo a montare la crema. Bene, ecco qua, un classico 2 pezzi che non è un bikini ovviamente, ma è un rasoio. Andiamo a chiudere il fermalama, ecco, al contrario come sempre, testa in giù, ti ritrovi a testa in giù, era una canzone di Pino Daniele. E chiudiamo. Si parla di ottimi pezzi, questo fu il primo rasoio che mi consigliò l'amico Marco Traverso, che saluto, amici della Pogonotomia, e andiamo avanti. Allora, la Fabergé oggi contiene da 25 minuti, mezz'ora, forse anche un po' di più, un omega 100% super tasso a testa in giù pure lui, quindi in acqua per un tempo più che sufficiente. E allora cosa dobbiamo fare? Montiamo, facciamo uno squeeze e faremo una diretta. Perché ho comprato il Sole 24 Ore e la Repubblica, che apparentemente sono il diavolo e l'acqua santa? Poi non è vero, perché sono entrambi, uno della Confindustria e l'altro del John Elkann della Fiat, no? Che lascia spazio addirittura a uno sfogo di Landini in prima pagina. Cerchiamo di capire, Landini non avrebbe neanche potuto parlare sul giornale della Fiat, come è ancora la Stampa o peggio di Confindustria, invece oggi c'è un lingua in bocca, il mondo è cambiato. Adesso vi farò anche vedere un film che ho visto, magari ho rivisto, del 2010. Questo è un film di Giovanni Piperno, Il pezzo mancante. Qua vedete l'avvocato Agnelli e il suo figlio Edoardo, non amato di sicuro. Il pezzo mancante. Questo è un pregevole prodotto editoriale che non è facile da trovare, ma si trova, e se volete aggiungere qualcosa all'interno, l'unico non membro della famiglia, perché non lo è, ma l'unico che si è prestato a parlare, ma senza approfondire la morte di Edoardo, quanto illustrare in maniera molto artistica il mondo Fiat, è stato Gelasio Gaetani dell'Aquila d'Aragona Lovatelli. Voi dite chi è? Andate a vedere chi è. Grande amico di Edoardo, ex proprietario, avendo sposato Noemi Marrone Cinzano della tenuta di Argiano a Montalcino, una delle più grandi tenute del Brunello. E quindi andiamo avanti. Se volete passare 1 ora e un quarto, trovate questo film e guardatelo, se avete la passione anche per gli aspetti immobiliari dell'industria italiana. Niente, cacatiella di così, non mettiamone tanta, se no mi dicono, mi dileggiano che metto anche la crema per fare lo shampoo al cane. E andiamo avanti a montare in diretta. Quindi 2 giornali che si allineano alla questione lavoro, no? 2 prime pagine, uno se la prende con gli appalti, nonna Belarda Landini, scelta indecente, e l'altro invece licenziamenti, l'inganno di Orlando, non c'è scritto niente, perché c'è solo l'articolo, dove dovete aprirlo, poi andremo a vedere, a leggere. Semplicemente Draghi decide i decreti, li manda ai ministri in 2 minuti, poi dice tanto è già deciso, andate, no? Questa è un po' la democrazia del governo della banca Morgan Stanley, qualunque banca d'affari, fa sempre capo a Mario Draghi. E quindi il 24 Ore, che non è ragionevolmente un giornale da prendere la domenica, perché è più spesso l'inserto che questo qua rispetto al quotidiano, perché di domenica le borse sono chiuse, la gente non lavora. Il 24 Ore è rimasta ancora un'ombra di giornale economico, quotidiano politico, economico, finanziario, informativo, recita. Quindi se volete comprarlo, non compratelo per la spiegazione di come sono stati prorogato il blocco dei licenziamenti al 30 di giugno, quanto magari per leggere l'inserto domenica, che sono pregevoli. Voi immaginate la sdraio, un panorama sulla valle del Tevere, non solo davanti al mare, ma anche non abusato, non necessariamente un mare, può essere anche una campagna interna, potrebbe essere l'Appennino modenese, dove amava trovarsi Franceschini e questa gente qua, e Giovanni Fasanella, questi bravi negazionisti, no, del mondo eversivo brigatista.
Oppure se volete andare a Panarea, se avete i soldi per comprarvi una casa laggiù da Muso, andare all'isola dei conigli, fate cosa volete, accendetevi anche un sigaro toscano, io consiglio Mosi, moderno opificio del sigaro italiano, non lo dico per pubblicità, ma legando il Sole 24 Ore a Oscar Giannino, liberale, uomo lucido, no? Che al Sole 24 Ore, a Radio 24 per anni è stato conduttore di una trasmissione del mattino, salvo poi essere allontanato. Ecco, Oscar Giannino, fumatore di Toscani, fuma Mosi italico tradizionale. Buonissimi toscani prodotti in Veneto, andate, io adoro l'italico tradizionale, ma l'italico superiore è anche un ottimo toscano. Ci ho detto, non voglio fare pubblicità al fumo, perché fumare non fa bene, farsi la barba sicuramente fa meglio, soprattutto all'autostima, mentre oggi non è un problema di vaporosità, perché o vi sussistono magari creme non adatte a essere montate con dei pennelli sintetici, o scusate, di maiale o sintetici, mentre questo comunque è un tasso. Oggi il candore esplosivo della Proraso fiorentina è sempre un momento per predisporsi alla solita domenica, e quindi chi avrà la pazienza di attendere il pomeriggio per la pubblicazione dei miei video, perché bagno. I miei video vengono pubblicati solitamente non prima del primo pomeriggio, 3, quelle ore lì, anche perché dopo aver girato in diretta devo fare un brevissimo montaggio audio, ma non faccio nient'altro, sono naturali, sono video istintivi, e il mio iMac non è proprio lento, ma in ogni caso è lentissimo l'upload sui canali di YouTube, e quindi cominciamo con le video nel ciuffo a sentire cosa si sprigiona, e vi assicuro che l'atmosfera qui è veramente, non so, io immagino oggi una barberia aperta la domenica sulla via Emilia, nelle zone di Modena, dove le gocce di aceto balsamico delle acetaie poste lungo la vecchia via Consolare e i ravioli di zucca. Un giorno assaggiai al ristorante L'Elica di Ravarino di Bonporto, che questo sembrava di 20 anni fa, credo, no? Che era l'Aeroclub di questa piana emiliana, una sera estiva di molti anni fa, come vi ho detto. E mi portarono questi ravioli di zucca con sopra l'aceto balsamico. Vi dico una roba da non credere. Ovviamente i vini sono i lambruschi modenesi, ma non parliamo sempre di cose da mangiare. In ogni caso questa barberia aperta con quelle tende a frange di plastica, vi ricordate, con scritto sopra barbiere, ecco, in una sorta di Route 66 polverosa all'italiana, non per fare delle marchette a Ligabue che ama lambrusco e popcorn, ma insomma il nostro barbiere con un candido camice con i bottoni laterali si potrebbe avvicinare e dire: la barba è pronta, posso raderla, dottore? Radetemi, signor barbiere, che sono pronto, ho preparato una bella lama, che oggi è una bella domenica, perché sono tutti in giro, quindi i ristoranti pieni. Oggi certamente i ristoranti sul mare porteranno lo svuotamento della zona urbana del centro di Cecina, dove io abito, perché il mare, come vi ho detto, è a 1,5 chilometri, 2 chilometri da qui, la costa, e quindi mentre abbiamo già abbondantemente sparso la nostra meravigliosa Proraso, che devo dire ha un comportamento meccanico semplicissimo, rapidissimo e molto soddisfacente. Le dita nel ciuffo pompeiane ci regalano la preparazione di una rasatura che è stata fatta con cosa? C'è una busta nuova qua in me, perché mio figlio li usa, saluto Tiberio, è stata fatta con un medesimo rasoio la mattina di venerdì in Piemonte. Bene, quindi il massaggio del tasso obiettivamente esprime in tutto il suo fulgore la sua fantastica azione di preparazione a una rasatura veramente imperiale, perché si può essere anche imperiali rasandosi dopo delle settimane miserande, che la mia non è stata miserante, ma uno può sempre dire: ho passato una brutta settimana. Io la domenica mattina non vedo l'ora di svegliarmi per radermi, e quindi per dire, non perché domenica non mi rado perché non ho voglia, cioè non è che la domenica deve essere un motivo per rilassarsi e non farsi la barba. La domenica bisogna radersi e dire: domenica che barba! Molto bene. Allora,
Poi alcuni appunti. Antonello Di Fazio, ve lo segnalo, l'imprenditore che si diceva appartenente al Sismi, che drogava le ragazze per dei colloqui fatti in casa. Ci sono alcune foto, lo ritraggo con degli occhialoni grotteschi, ma in questa sorta di sarabanda noi cominciamo. Antonello Di Fazio, il socio ha detto che lo caccerà dalla società, te credo, vabbè. Benissimo, la Bolzano è una gran lama, l'Edwin Jagger è un gran bel rasoio, ragazzi, io adesso giro e uso. Voi sapete che una delle migliori occasioni è quella di usare senza patema d'amine una lama, perché io mi rado molto poco, anzi quasi mai col mano libera, che ho un ottimo Tonarini, perché la rasatura ansiogena non porta verso una rasatura rilassante, visto che ci si rilassa, perché la domenica, questo sì, non deve essere un momento di impegni e di riflessioni complicate, deve essere un momento in cui ci si trova, si parla, si leggono 2 giornali, no? Si dà un'occhiata alla stampa e così si hanno anche degli argomenti da discutere a tavola, visto che sarete tutti in spiaggia a mangiare o gli arrosticini, o avete fatto anche le lasagne, l'insalata russa, avete portato, non so, dei peperoni ripieni con la bagna cauda, non so. Qua ci ascoltano dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanare al Reno. Intanto il primo passaggio poi è pressoché concluso. La Bolzano, lama che costa un tantino più delle altre, insomma, vale un tantino più delle altre, ve lo posso garantire. Senza fare troppi passaggi per tenersi qualcosa da fare dopo, se no non ha senso, io considero concluso il primo passaggio. E la Proraso che vi faccio rivedere, hold packaging, splendida. Bagno, no, non bagno, leggo. Allora, cominciamo del perché del Sole 24 Ore. Eccolo qua, il giornale quotidiano economico-finanziario, ex direttore ultimo Roberto Napoletano, che adesso dirige il Giornale del Sud. Adesso non mi ricordo più chi è il direttore del Sole 24 Ore. Andate a cercarlo. Non hanno neanche il buon gusto di scriverlo, di solito si scrive diretto da, però scrive un'edizione chiusa alle ore 22. Quindi dalle 22 di ieri, dalle rotative di stampa che dal nord Italia, stamattina dal mio edicolante cecinese trovo questo quotidiano che vale solo una miseranda intervista di un miserando candidato per una città come Roma, un recovery plan per Roma e commissari per il giubileo. Ecco, qua cerca di chiudersi la giacca, no? Il ministro Roberto Gualtieri, candidato in pectore perché ha il petto in fuori, alle prossime primarie del PD previste per il 20 giugno, elenca una serie di cose che potrei dire anch'io, cioè mi candidassero a Genova, a Palermo, a Catania, a Forlì, forse farei la migliore figura. Allora Emilia Patta si chiama, come la patta, che lo intervista e subito si tratta di un pacchetto di 5 opere, questo è il fulcro della campagna elettorale di Roberto Gualtieri, ex ministro dell'economia, di opere cruciali per il futuro della capitale che rischiano di non essere ultimate in tempo, perdendo così il loro finanziamento finanziamento. Un commissario per 4 linee tranviarie, a cominciare dalla TVA, che sarebbe Termini Vaticano Aurelio, per chi vive a Roma sarà una notizia. Non sfugge a nessuno che è un collegamento utile e indispensabile per il giubileo, manco a dirlo, perché si terrà il giubileo, quello che sapete quest'anno. Benissimo, l'anno prossimo. Collegando su ferro la stazione Termini con Vaticano, che per ritardi di progettazione rischia di essere esclusa dal PNRR. Quindi abbiamo sempre il problema di non riuscire a fare le opere pubbliche. Il ponte del Congressi alla Magliana è un'altra delle opere, ma non ho visto elencare cose che se non vivete a Roma non ve ne frega assolutamente niente, e dice: fa un po' impressione vedere, dice la giornalista Roberto Gualtieri, il ministro dell'economia, che ha portato a casa il vantaggioso accordo sul Recovery Fund nei panni del candidato a sindaco di Roma. Le primarie si terranno per l'appunto
del centro-sinistra il 20 di giugno, proprio nel momento in cui varie personalità da destra a sinistra si sottraggono alla sfida. Andiamo avanti. Roma viene, dice Gualtieri, da anni di declino e abbandono, di cattiva amministrazione, ma anche di una incapacità della politica e delle classi dirigenti del paese di affrontare il tema del suo rilancio come grande questione nazionale. Certo, Roma è centrale, è anche la capitale d'Italia. In questo quadro il Giubileo è un appuntamento decisivo. Innanzitutto, dopo la pandemia assume uno straordinario valore spirituale e rende concreto il messaggio di fratellanza di Papa Francesco. Quindi un misto di politica, Don Camillo Pepone, e spiritualità, perché è sempre candidato del PD, ricordiamoci, il PD sta a sinistra, L'osservazione di Tremonti, perché lì si chiede a Gualtieri cosa ne pensa di quello che ha detto Tremonti, cioè che il PNRR sposta l'asse degli investimenti anche attraverso FS, Eni ed Enel da Milano a Roma. E dice, certo, ha ragione Tremonti, il nuovo ruolo assunto dalle politiche pubbliche e dalla partnership pubblico-privato dopo la pandemia, la natura degli assi strategici del PNRR e delle sue missioni possono rilanciare il ruolo e la vocazione della capitale. Ora, io capisco anche, c'è Calenda, lo prendono in giro perché va in giro in tutte le borgate di Roma, dal Tuffello alla borgata Finocchio, a Tor Pignattara, all'Esquilino, al centro di Roma, al Serpentone di Corviale, a vedere cosa fanno gli altri, cosa fanno i romani, e questo si fa intervistare senza aver niente da dire. E perché allora vale più la pena di aver comprato il Sole 24 Ore per inserto domenicale? Non tanto per trasgredire che bellezza ci porta a contatto con Dio, naturalmente interessante, ma andando ad aprire, noi a pagina 3, che è sempre notoriamente nei quotidiani la pagina dedicata alla cultura, vediamo un interessante affresco di Giovanni Gentile, mussoliniano di ferro. Qua lo vedete con il duce, ragionevolmente nel 1922, vestiti in abiti scuri. Chissà con cosa si facevano la barba questi signori. Sì, quel 3 aprile del 32, scusate, Mussolini Gentile all'inaugurazione dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, presieduto dallo stesso Gentile. Quindi nel 22, qua si dice, è un articolo di Mimmo Franzinelli, il filosofo celebrò il duce con scritti e discorsi senza mai prenderne le distanze. Questa fedeltà danneggiò molto gli italiani e finì per costargli drammaticamente la vita. Infatti è fiorito un genere tra il giallo e il noir sui mandanti italiani e o stranieri. Qua ci risiamo con gli americani, col caso Moro, con Kennedy. Un po' più avanti, circa l'uccisione avvenuta sui colli di Firenze il 15 aprile del 1944, opera di gappisti comunisti, chiaramente l'hanno fatto fuori i suoi avversari politici. Volumi e saggi ribadiscono l'avversione gentiliana alla legislazione razziale, ma non risulta una sua sola presa di posizione pubblica contro le persecuzioni. Al contrario, organizza il 3 aprile del 1936 un'importante conferenza romana del ministro del Reich Hans Frank, avvocato personale di Hitler e assertore delle teorie razziste, da lui encomiato per il cosiddetto movimento spirituale che fa tornare la Germania al proprio diritto. Quindi se vi interessa approfondire, c'è anche una segnalazione, un uomo travolto dalla dittatura, ecco qua è indicato un libro che se volete potete acquistare, se vi interessa, e nello specifico si intitola, sempre di Franzinelli, storico del fascismo, che ha scritto questo articolo, Il filosofo in camicia nera, Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini. Sono 384 pagine per i tipi di Mondadori a 24 euro. Mentre io ho finito la parte principale del libro di Giorgio Rochat su Italo Balbo, morto sul cielo di Tobruk, ucciso dal fuoco amico, l'hanno tirata giù la sua artiglieria contraerea scambiandolo per un aereo inglese, cioè, sono successe delle cose che, ma rendiamoci conto, queste, non c'è niente che non fa più ridere questo della satira del grande di Corrado Guzzanti. E andiamo avanti, però adesso cominciamo a raderci, continuiamo a raderci, perché qua se io poi impiego circa 2 ore e 20 ad uploadare 7 giga, perché i miei video, che ultimamente hanno tutti la medesima lunghezza, non so neanche come perché non li conto, non ho manco l'orologio, ma dico sono quasi tutti lunghi 50 minuti, voi capite che in questo momento, visto che già avrete poco tempo di ascoltarmi, e ringrazio tutti quelli
mi seguono assiduamente, che saluto, Fulvio, Davide e tutti coloro che non fanno mancare una presenza, anche Deco, grande amico Azad dall'Armenia, nostro amico, e tanti altri che mi stanno seguendo comunque con grande spirito di sacrificio, perché seguire un video così lungo è chiaramente qualcosa che va fatto in una situazione ambientale favorevole, no? Quindi se avete un tablet, magari state sdraiati col computer sulla pancia, è più comodo, se no col telefonino vi cavate la vista, a meno che non vogliate solo ascoltare. Ora con una bella cuffietta potete anche solo ascoltare il verbo, che in fondo è quello che dà un po' di sale, no? Alla parte visiva, alla parte visual. Voi sapete, indagate su una nuova tecnologia oggi open source che si intitola Deep Fake. Vuol dire praticamente associare la mia faccia a un altro e far dire all'altro o a me delle cose che non volevo dire. Voi pensate a livello giudiziario, a livello di demolizione dei profili politici, questo sarebbe molto piaciuto a Donald Trump, che è un appassionato di fake news e di merda nel ventilatore, no? A livello planetario. Cosa vuol dire far dire a un altro una cosa che non vuol dire, per screditarlo? Ricorderete la campagna dove la sfidante Hillary Clinton fu presa per il culo alle elezioni americane perché non aveva neanche un anti-malware, neanche un antivirus per proteggere la casella di posta, lei candidata alle elezioni presidenziali USA, che infatti perse prontamente. Benissimo. Il Playbook Campaign è un libro che viene pubblicato, costa $1000, credo, dove spiega a tutti coloro che dispongono le campagne elettorali dei candidati cosa fare e cosa non fare per tenere al sicuro il loro materiale operativo. Molto interessante. Bene, tutte cose per americani, bene, ma anche per noi italiani che amiamo un po' la pruderie, no? Benissimo, e dopo aver preparato la seconda fase mi rado e vado avanti, secondo passaggio, salutando gli amici, vado in contropieno. Ne vedremo delle belle. Quanti parleranno oggi dei 29 anni della strage di Capaci? Sicuramente chi vive in Sicilia avrà una maggiore motivazione, un traino anche territoriale, perché la Sicilia ha vissuto quell'epoca direttamente. Da lontano l'Appennino, la linea gotica va a stemperare il vento dell'informazione, no? Gestita poi dai quotidiani del nord, perché poi va anche detto. La Gazzetta del Sud, diretta da Roberto Napoletano, ex napoletano, non napolitano, avete capito bene. Bene, Mento, e Zona Baffi, già fatta. Sempre ottimo la resa. Qua diamo un'idea dell'esposizione, scusate, mi permetto di sciacquare e cercare di mostrarvela con la mia Canon Legria. Eccola qui. Saluto Stefano di Unimog Italy. Andate a vedere l'ultima sua operazione di un nuovo modello di Unimog arancione favoloso, ripristinato e riposto non si sa dove, parcheggiato in località pare segrete, ma i suoi video valgono la pena, per gli appassionati di meccanica, di cingolati, di carri armati nel deserto libico durante la guerra negli anni 40 e comunque di mezzi professionali. Ma noi abbiamo finito anche il secondo passaggio con Edwin Jagger e Bolzano. Vi faccio rivedere Bolzano Super Inox. Allora, benissimo, ottime come sempre le nostre lame. Repubblica oggi, oltretutto, oltre che regalare lo sfogo di Landini, ha fatto un doppio regalo, quindi a panino col giornale, se avete voglia di comprarlo, eccolo qui, avrete insieme non soltanto l'Espresso che vedete qua dietro,
sul sipario, qua sono sempre simpatiche le copertine, ma anche un libro, Ellery Quinn, no? L'avventura della signora Barbuta. Guarda caso, non è un caso, qua sono dei pennelli, magari questa signora barbuta a cui vorrei fare la barba, se avanzo la crema pro raso, magari è contenuta qui in questo libercolo che avrete in omaggio. Perché Panorama oggi non mi dà lo spazio di essere letto? Ma perché ho comunque trovato al volo, no? Due. Ma una perché Altan, no, sempre così merita, no? Questa è la pagina 1, no? No? Dunque, nutro un dubbio sull'intelligenza, sulla indipendenza della magistratura stessa. Oggi mi mangio le parole, quando parlo di magistratura, ecco. Questa è la pagina di Altan, ma la cosa che mi ha ancora più stupito, andando a bomba, sfogliando, tornando all'edicola a piedi, perché l'ho aperto compulsivamente, tolto il cellophane perché volevo leggere, a pagina 47 c'è una rubrica che si chiama Prima pagina, a furia di troppe emozioni la politica ha perso il sentimento, ma la cosa che è impressionante è che sia Marco Follini, ex democristiano baciapile, da non confondere con Marco Folloni, quello con gli occhiali grossi, Marco Follini, che tiene una rubrica su un giornale che una volta era di estrema sinistra e viaggiava nelle giacche degli operai che andavano a Mirafiori a lavorare alle presse, ogni tanto quando lo compravano la domenica, quindi non esiste più nulla. Alla politica è vero, Marco Follini ha perso il suo sentimento, soprattutto perché tu sei passato dalla DC a uno schieramento che nulla a che vedere con il potere confessionale che ha confezionato la tua carriera. E quindi andiamo avanti, e però da Repubblica dobbiamo trarre chiaramente alcuni passi dell'intervista così accidiosa del nostro nonna Belarda, lo vediamo qui inviperito. Landini sugli appalti, una scelta indecente, pronti allo sciopero generale. Qua per fortuna la mascherina, se no sputerebbe come un lama, visto che è incazzato come una iena. E quindi a intervistarlo è Roberto Mania. Cogliamo, qual è la scelta indecente, segretario? Gli chiede il giornalista. La liberalizzazione del subappalto, le gare al massimo ribasso, e poi ci mancava pure l'appalto integrato, quello che affida allo stesso soggetto la progettazione e l'esecuzione dell'opera. Trovo del tutto sbagliato, sapete, tutto sbagliato, si incazza come una iena. È grave l'orientamento che il governo sembrerebbe prendere con il decreto semplificazioni. Va bene, bisogna investire sulla qualità delle opere, sulla qualità del lavoro e su quella delle imprese. Questo va bene, ma comunque è una dichiarazione che non ha costrutto. E grazie, chi non vorrebbe investire sulla qualità di questi tre comparti? E poi invito il governo, dice, a mettersi nei panni delle lavoratrici e dei lavoratori che subiscono le gare al massimo ribasso nel settore pubblico e in quello privato. La politica che si mette nei panni dei lavoratori che lavorano nelle imprese oggetto di appalti. Ma cosa stai dicendo, Landini? Fatti una doccia, rinfrescati, fatti anche una lozione al Pecin, così almeno profumi anche di qualcosa di diverso. Le gare al massimo ribasso, come è cascato il giornale, insomma, si traducono per chi lavora in meno soldi, meno diritti, meno sicurezza. È questo che vuole il governo, si chiede Landini? Volando, secondo lei, chiede il giornalista, tra gli appalti fatti al massimo ribasso c'è un rapporto rispetto alle morti sul lavoro? Assolutamente sì, chiaramente risponde. Eppure il governo, dice sempre il giornalista, ha prorogato il blocco dei licenziamenti fino ad agosto per le aziende che utilizzeranno la cassa integrazione guadagni Covid. Non va bene neanche questo, perché non va bene niente, Landini. È un primo passo, ma non risolutivo. Noi chiediamo la proroga del blocco generalizzato per tutti fino ad ottobre. Quindi non contento, vuole la proroga. Fino a ottobre mi fanno le vacanze tranquilli, no? Sei sicuro che non te lo prendi in culo il 30 giugno, ti torni ancora 2 mesi per magari trovare un lavoro in nero. Questa è la politica del lavoro in Italia. Bene, il segretario infine parla di fisco. Il segretario PD Letta ha proposto di aumentare le tasse di successione sui grandi patrimoni per rifinanziare una dote a favore dei giovani, questo lo sapete. E considera di sinistra la proposta di Letta? Qua è l'ultima domanda che chiude l'intervista. Penso che sia di sinistra rimettere al centro il lavoro, che sia di sinistra non licenziare, che sia di sinistra investire sulla sanità pubblica e sul nuovo modello di Stato sociale. Insomma, in questa fase non puoi licenziare i padri e offrire un lavoro precario ai figli, che non è una conclusione stupida. Landini proprio un demente non è, e il suo lavoro lo sa fare. Ma è anche a pagina 2, a proposito del decreto semplificazioni,
no? Che qua troviamo nei centri storici rivoluzioni in arrivo, i costruttori non basta. Perché questa pagina è interessante? Perché i centri storici sono infestati, rovinati, distrutti da oscenità urbanistiche costruite negli anni 70. Infatti dice che il decreto semplificazione fa sbarcare la rigenerazione urbana, rendendo più semplice l'abbattimento di tutti quegli edifici magari costruiti negli anni del boom edilizio e senza particolare valore artistico, che potranno risorgere dalle ceneri delle loro stesse macerie con nuove sagome o con altezze più elevate. Qua c'è da preoccuparsi, in ogni caso buttiamo giù questa oscenità di cui questa città è infestata, Cecina è costruita malissimo, ha delle costruzioni di qualità pessima fatte negli anni 70-80 da giunte compiacenti che hanno fatto costruire non solo qui degli edifici veramente di merda, rovinando la città, anche perché poi nessuno li mantiene, perché qua c'è il sistema di vivere nel garage, la gente si accontenta di vivere dentro i garage perché così c'è uno spazio, perché mica ci metto la macchina, ci vivo io, 2,50 m, vivere come i profughi, no? Come i curdi, no? Nei centri storici vengono consentite le demolizioni e ricostruzioni anche con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza, senza più l'obbligo di rispettare le distanze maggiori in caso di un cantiere che fa risollevare da zero un palazzo da un altro edificio. Vabbè, poco chiaro. Ma come si potrà impedire che ad esempio spuntino grattacieli a fianco di chiese medievali o vengano stravolti palazzi di pregio artistico-architettonico? E qui la domanda va posta e va riposta nel buon senso del legislatore, che però ha cominciato a capire che le oscenità immobiliari, le oscenità urbanistiche vanno distrutte e buttate giù, non buttare giù il villino Naselli come voleva fare la sovrintendenza, meno male che è intervenuto Vittorioni anni fa a salvarlo, ma cominciamo a prepararci al terzo passaggio. È ricco. Tuttavia, ecco, prima di... no, cominciamo a spandere la crema. Abbiamo anche il panorama. Il panorama, ragazzi, io ho bagnato un po' qua, ovviamente. Qua abbiamo ancora una quantità di schiuma. Vediamo se la signora con la barba dell'inserto di panorama ancora pazienza. Magari qualcuno vada a farle un proraso. C'è la barbuta, donna barbuta sempre piaciuta. Va bene, oddio, questo è tutto da verificare, da dimostrare. Va bene, donna baffuta. Bene, sempre un gran piacere constatare anche che al terzo passaggio, nonostante l'aria che entra riccamente dalla finestra aperta nel bagno, insomma non ha asciugato la schiuma, è che questa proraso mantiene bene l'acqua, lei, e quindi consente, senza non dover aggiungere ulteriori porzioni o quantità di acqua, a preparare per la terza volta la rasatura che ci conduce verso la conclusione. Però ho dimenticato di mostrarvi il motivo per il quale principalmente ho acquistato Repubblica, che torna, come abbiamo accennato all'inizio, ai 29 anni dalla strada dei Capaci. Infatti, non per altro, vi ve la faccio solo vedere. A pagina 14 e 15 abbiamo la sfida di Falcone che tolse ai mafiosi l'antica impunità. Ora non vi sto a leggere l'articolo perché più che altro sono cose già fatte, e nel frattempo in 30 anni l'unico auspicio che il giornalista, che è Isaia Sales, si fa è che questo sistema e questa strategia della magistratura messa in pratica dai due martiri oggi possa essere ribaltata sulla camorra e sulla 'ndrangheta, che sta letteralmente divorando l'economia del nostro paese. E prima di radermi vi faccio una piccola anticipazione: non è la faccia di Fedez il compagno che oggi ha anche i favori della sinistra, no? Quindi con l'operazione va studiata, no? Del perché, l'uscita al concertone, l'esternazione, ma soprattutto parlando di infiltrazioni e di poca attività, con buona pace e onore a Nicola Gratteri, che alla sua procura va avanti a testa bassa e senza paura, e a paura bisogna averne. Benvenuti nel regno delle due Calabrie, e queste, le due Calabrie, sono il Piemonte e la Valle d'Aosta. L'articolo è di Francesco Bonazzi, ma dopo
procedo, se no poi mi arriva un obliquo asciutto e io non voglio radermi, anche perché gli amici che vogliono la parte rasatura più che la parte dell'attualità troverebbero un motivo di lamentarsi. Ma allora o leggi il giornale o ti radi, se no chiama il giornale domenica che giornalacci, oppure domenica che brutta edicola, e non chiamare domenica che barba. Ti risponderei come Garibaldi: obbedisco. Va bene. L'obliquo ovviamente conduce già al pensiero di un after. E quanti di voi, non per essere sempre organizzatori del tempo, anzi ripeto, la domenica è un giorno di libertà dalle lancette, ma pensiamoci, io un'idea ce l'ho già. Visto che questa barberia sulla via Emilia, visto che la Proraso è assolutamente italica, userei un prodotto che vorrei definire industriale, perché è Proraso è un prodotto industriale, non è un piccolo saponificio come il Varesino, anzi proverò, gli amici che me l'hanno consigliato, Vincenzo, Donato, Giuseppe, gli amici lucani, gli amici del Regno delle Due Sicilie, tutti coloro che mi dicono provalo, veramente io penso a quando provare il Varesino ho terminato il terzo passaggio, quindi con questo Edwin Jagger voi potete tranquillamente pensare a tutt'altro, pensare al prossimo sapone, pensare all'imminente aftershave, pensare a vostra sorella perché oggi non si è ancora messa gli hot pants, non lo so, fate voi, sciacquiamo. Bene, dopo un'abbondante sciacquata, sì, voi dite hot pants, beh adesso si cominciano a vedere già i costumi da bagno, ci sono delle spiagge frequentate, anche belle ragazze, belle signore, andare a vedere, sono gente che si libera dei propri lacciuoli invernali e quindi insomma, ma non fatevi troppe domande, ecco, però domandatevi mentre l'aria asciuga. Io vado a prendere di corsa l'articolo di Bonazzi. Alberghi, agriturismi, questo da Panorama, discoteche, ristoranti in Piemonte, in Valle d'Aosta, qua parlo agli amici piemontesi, e Valle d'Aosta, ciao Fulvio, saluto anche te, non per assonanza ma perché so che conosci bene la valle. L''ndrangheta sta tentando il salto di qualità, complice la crisi economica. Nella prima settimana di maggio tra Calabria, Piemonte e Valle d'Aosta sono state arrestate 52 persone. Corro. A metà aprile uno studio Demoscopea sulle infiltrazioni della malavita organizzata nel turismo stimava in 2,2 miliardi di euro il fatturato di Mafia Tour, così chiamata nell'articolo. Procediamo. Le mani sul turismo. Qua abbiamo un'immagine di Maria Rita Bagalà, questa donna avvocato che col marito opera ad Aosta, in odore di associazione a delinquere. Nell'operazione Platinum, qua si parla di indagini di polizia, firmata dal sostituto procuratore Valerio Longi, emerge che negli hotel controllati dall''ndrangheta sono stati ospitati vari uomini dei clan per scontare gli arresti domiciliari nell'amato Piemonte, oppure che dovevano pernottare senza il fastidio della registrazione. Inoltre nel processo Fenice di Asti, che vede sul banco degli imputati per voto di scambio anche l'ex sottosegretario forzista Roberto Rosso, ci sei di nuovo cascato Roberto. Si tratta del gemellaggio turistico tra Carmagnola e Sant'Onofrio, Vibo Valencia, con lo svolgimento in Piemonte della processione dell'affrontata, che in Calabria si svolge il giorno di Pasqua, come segno tangibile della calabresizzazione del territorio a sud di Torino. Cose gravissime. Si parla inoltre del tentativo di acquistare dal Tribunale fallimentare di Aosta una discoteca dalle parti di Cervinia, e a muoversi è una società controllata dai Bagalà, la Calabria Turismo SRL. Ecco la signora Bagalà, non Baccalà, Bagalà, guardate come ride, bella contenta. Particolare inquietante, sono coinvolti due avvocati del Foro di Aosta, moglie e marito, lei appunto la 52enne signora ivi ritratta, figlia di Carmelo, la prima avvocata della Valle a finire agli arresti domiciliari. Complimenti, un bel record, bravi, cominciato bene. E qua facciamo vedere
per quanto riguarda la parte di legalità, il viso per niente rassicurante della procuratrice, del procuratore capo di Torino, chiamatela come volete, Anna Maria Loreto, che dichiara: in Piemonte non c'è alcuna zona che possa definirsi al riparo dall'infiltrazione mafiosa. Andate a vedere i locali che frequentate, le gelaterie, i bar, i ristoranti, qualunque posto, guardatevi intorno e cercate di valutare quanto costa allestire un locale alla moda oggi, e poi capite come si fa in un'economia come questa ad avere i soldi per allestire quel genere di attività. Altro articolo, questo riguarda anche un po' il mio lavoro, io lavoro nelle materie prime in rialzo, qua tondini di ferro rapidamente, ferro più 117%, quindi chi opera in questo settore, e io ci opero, non nel ferro, ma sono materie prime, grosse preoccupazioni. Tra novembre 2020, 2 dati, e aprile 2021 il ferro per cemento armato, tondino che avete visto, ha subito un aumento del prezzo del 117% dovuto a un boom della domanda nel settore delle costruzioni in Cina, e sempre ci risiamo. Tra novembre 2021 e febbraio 2020 e febbraio 2021 i polietileni sono aumentati del 40%, il rame del 17%, il petrolio del 34% e il bitume del 15%. Le nostre strade sono fatte di conglomerato bituminoso. Avete visto in che strade, in quale città viviamo. Se aumentano i costi, come faremo? Gabriele Buia, presidente dell'ANCE, dice che per i contratti in corso, che naturalmente non tenevano conto di un aumento dei costi così straordinario, l'impresa può mettere in pericolo la propria continuità aziendale, e questo è vero. Certo è che le imprese di costruzioni non sono particolarmente fortunate, scrive il giornalista che è Guido Fontanelli. Prima si sono beccate la crisi del 2010, con la stretta dei finanziamenti da parte delle banche, il rallentamento delle costruzioni e il blocco degli investimenti pubblici. Quando finalmente vedevano la luce alla fine del tunnel, con l'arrivo delle nuove opere pubbliche, il superbonus del 110%, gli è piombato addosso l'aumento delle materie prime. Ma una fiammata che presto si spegnerà, o il balzo delle materie prime durerà a lungo? Questo è quello che ci chiediamo tutti. E si dice che è una ciclicità e che oggi ci troviamo di fronte all'inizio di un nuovo super ciclo delle materie prime. Quindi questo è una cosa interessante per chi opera in programma, è sempre un segnale dell'economia, e saltando gli articoli centrali che riguardano molta politica internazionale, si dà anche spazio all'Africa, eccola qua, Isabella Rossellini. E qua non per fare sempre la solita ma ingrassata, un po' arrotondata, credo che abbia 68 anni, è la figlia dell'attrice svedese Ingrid Bergman e del regista Roberto Rossellini. Era una bella attrice, è diventata un po' pesantita. Ma perché ne parla oggi Terry Marocco, no? Che scrive di costume e di società di piaceri? Perché si chiama Trucco leggero, qua descrive così, no? La nostra Terry, la Rossellini, e giacca senape per l'attrice. Storico volto di Lancôme, poi regista, scrittrice ed etologa per amore delle sue adorate galline. Nella casa fattoria Belport a Long Island, arredata con eleganti mobili in legno scuro e sculture di animali, racconta il suo ultimo personaggio. Si chiama Balbina, la tenutaria di un bordello nella Suburra, una donna senza scrupoli come le protagoniste della nuova serie Sky Original Domina. Quindi per gli appassionati del genere, la Rossellini fa la tenutaria di una casa chiusa. Racconta dell'ascesa, questo è vero, di Livia Drusilla, interpretata da Casia Smutniak, scusate se è poco, moglie di Cesare Augusto, la mente politica dietro il primo imperatore, al quale fu accanto per 51 anni senza riuscire a dargli un erede. E qua si dice che Domina mostra come l'imperatore più importante di Roma fosse in realtà una donna, ossia Livia Drusilla, per l'appunto impersonata da Rossellini, che vive a Long Island, ma nell'articolo prosegue ed è fotografata nella sua Roma, ritrova Cinecittà, questi assi vanno all'estero, poi tornano, c'è un collegamento, l'America, le famiglie, la solidità delle proprietà, è sempre qualcosa da fare. A 68 anni gli hanno trovato qualcosa da fare, perché non gli bastava quello che ha fatto prima? Evidentemente no, se no la Rossellini sarebbe stata chiaramente, comodamente, morbidamente nel suo prato della sua casa insieme alle sue galline. Altro motivo per cui io sono convinto che Repubblica e comunque
l'articolo pubblicato su Landini sia un rinnovo verso lo sciopero generale, perché con i soldi che arriveranno dal recovery sicuramente di nuovi sindacati potranno avere dei soldi per pagare il panino e la minerale, riempire i torpedoni, avere di nuovo un po' di movimento, perché questa gente non si muove per niente. Nessun lavoratore prende a sue spese e va a Roma a manifestare con Landini, lo fa se gli viene dato qualcosa in cambio, 10 euro, 30 euro, 50 euro, quindi arrivano nuove ondate di denaro sulla politica e sulla propaganda. E quindi noi, visto che parliamo di prodotti tra virgolette industriali di grande pregio dalla Spagna, oggi la doccia è di Floyd. E allora, orientando questo beccuccio che voi vedete è girevole e vi permette di orientare, non abbiate il riguardo e godete di questa doccia iberica e lasciando asciugare potete prepararvi, se incontrate qualcuno, e raccontargli che a Domenica che Barba è uscita, come non si faceva da qualche settimana, la pagina del diario del 24 maggio di Giulio Andreotti, che dal suo libro uscito pochi mesi fa racconta che nel 1987, oggi 23-24 maggio, fu 1-2 giorni, dal suo diario traspare a Milano, Monza, Lodi, Borisio per comizi elettorali. Lira più, lira meno, per pagare gli interessi del debito pubblico spendiamo 300 miliardi al giorno. I 18 mila miliardi di imposte pagate nel 1986 dai milanesi e delle quali sono molto fieri servono a coprire per 2 mesi questa sola voce di spesa. A Lodi, dove visito la Banca Popolare, sono assai preoccupati in proposito. Era il 1987, sono passati oltre 35 anni, fate voi i conti. E cosa è cambiato? È cambiato che siamo ancora su questa terra e quindi affrontiamo una domenica con grande coraggio, ritrovandoci la prossima settimana e ringraziando gli amici. Un caro saluto da Andrea e da Domenica che Barba, ciao!